Benvenuti da Telaltabut, edizione di sabato 6 di settembre 2025 dal nostro notiziari. Da 30 anni in dall'ultimo fin settimana di agosto a Paular avevamo fatto la festa dei Mistiers e noi anche quest'anno si inlazza a Down Cook. Enrica Muser hanno scelto col sindaco di Paular Marco Clama e col vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Mazzolini. Grazie Nicola, oggi ci troviamo a Paolaro alla manifestazione I Mistiers dove tradizione e mestieri di una volta si incontrano. Abbiamo qua Marco Clama, il sindaco di Paolaro, e il vicepresidente Stefano Mazzolini. Allora chiediamo due informazioni al sindaco Marco Clama e gli chiediamo proprio come sta andando la giornata. C'è un afflusso di gente? Beh, direi che l'afflusso mi verrebbe da dire da record, ma insomma il conto effettivo lo faremo stasera, però fino ad oggi, fino a questo momento veramente c'è stata tantissima gente e i parcheggi dimostrano che molto probabilmente sarà l'edizione con più affluenza da parte del pubblico. Poi anche le associazioni si sono date molto da fare, nonostante insomma si sappia che in questo periodo storico i volontari sono sempre meno, sono sempre quelli più che altro, però hanno lavorato veramente molto e creando anche delle attrattività diverse rispetto agli anni precedenti. Alcune, quelle classiche, le hanno mantenute, ma molte di nuove, e questo ha fatto sì che la gente insomma alla luce di questo programma fosse attratta dall'inventiva, e quindi veramente una giornata bella. Anche il meteo è stato dalla nostra parte e anche la regione, qui rappresentata da Stefano Mazzolini, vicepresidente del Consiglio regionale, c'è stata vicina finanziando appunto questo evento, ma come finanzia veramente tantissime cose qui a Paolaro nel territorio montano, e senza l'aiuto della regione di Stefano veramente sarebbe difficile realizzare eventi e attività come queste. 30 anni di Mistiers, manifestazione organizzata dalla Proloco di Paolaro, Val d'Incaroio, e adesso passiamo la parola al vicepresidente che ci dice due cosine. Beh, innanzitutto grazie sindaco, essere qua in questa festa, vedere così tanta gente, alle mie spalle si vede quanta gente sta passando, è veramente quest'anno una grande invasione secondo me. Paolaro dimostra poi la capacità, un po' come tutta la montagna nostra, la Carnia, di saper organizzare, però sai qual è il bello? O sapete qual è il bello di Paolaro, ma anche di altri comuni della Carnia? Che c'è il paese tutto insieme che con orgoglio organizza questo evento. Prima passavano la sfilata dei mestieri, di quello che è stato fatto o di quello che usavano magari i nostri nonni e le nostre nonne, fanno le sfilate, sono tutti di Paolaro, quindi significa che c'è la voglia di, come posso dire, fare un emblema importante del proprio paese. Questo non si trova dappertutto. A Paolaro sì, per quello invito tutti a venire a Paolaro, perché un orgoglio chiaramente come Friuli Venezia Giulia sostenere e appoggiare economicamente, ma è la cosa minore, quella più importante è l'organizzazione, poi anche il tempo. Però ripeto, se non ci fosse il paese che organizza, ieri ero già a Paolaro, ieri pomeriggio e la mattina ho fatto un passaggio per il centro per vedere come stava andando l'organizzazione, erano tutti i ragazzi e le ragazze, le signore e i signori qua ad organizzare, quindi un plauso va loro, a tutti quelli che col volontariato fanno conoscere le bellezze di Paolaro, ma nello stesso tempo le peculiarità del Friuli Venezia Giulia, perché lungo la strada ci sono tanti stand dove si vendono i prodotti della nostra regione o i prodotti della carne. Qui di fronte c'è il miele, i formaggi, altre cose, il cucito eccetera eccetera, quindi una grande possibilità di mostrare quello che siamo, le capacità che abbiamo e la voglia di fare. Questa voglia di fare è forte in modo particolare nel territorio della nostra montagna. Grazie e gli auguriamo una buona giornata a Paolaro. Un dia a tutti, in pensarci che Telaltabut prima di tutto. Ah, buongiorno. Ormai è mia.
Benvenuti a tutti. In ogni età e generazione il Signore nos dà un gran dono. Il cervello per ragionare e le mani per lavorare. Ma non sempre chiamse atrás, anche le canze ben preparate per mostrare che l'ingegno che può imparare solo che puppe che sa fare. E imparare una grande madre che ta vita è un grande messaggio. Tiale, impara a ricamare, le un mistero da tramandare. È così che fin da Upes ha pensato a popolare e che viene pure che a prima o poi lo comanderà la mano. Ma per maridarsi bene e che l'uomo fa un contento, le da farsi ben notare è un bel corredo da portare. Scusai! Con l'inzui ben ricamati, sore liete ben preparati, con cavalli e plumacciuzi per far contento che il nuvicciù. È così che la prima di scambiarsi il sì, le amiche cantarine a preparare i cassellini per portare il bel corredo intacchiate dai novizi. Che prepare un gran mangiare, vine e musiche a volontà. Un grazie a Livia che ha scritto che sbiello per dedicarlo al corredo. Io non volevo dirlo, perché io non sei un come motivo, se sta nucleare. Scusate se la mia scampata. Come ho fatto i chiams? Inerenti proprio a sposalizzi. Allora.
l'aichiata sul lavador, abbandonai la compagnia e mi mettei a fare l'amore, abbandonai la compagnia e mi mettei a fare l'amore, a Paola Stefan Piales, nome che stai un parole, anche che sono maruzzi come i crostri dai portoni, a Paola sono las bieles, anche a Zaza e la flor, ma suglieri a mettere quattro fantaccini dal Signore, ma suglieri a mettere quattro fantaccini dal Signore. Abbiamo con noi anche un'associazione di Resia. Di Vistolvizza. Noi siamo un paese di 90 persone. In questo nostro paese abbiamo due realtà museali, il Museo della Gente Resiana e il Museo dell'Arrotino. E abbiamo una serie di rette sentieristiche, il più conosciuto è il Talipapot, che tradotto vuol dire il bel sentiero, dove tutti potete venire a visitarlo e a percorrerlo. Grazie, allora andiamo tutti a Resia e buona giornata. E noi vi aspettiamo a Resia.
E da Polara alle DUT ti passi la linea, mandi Nicola. La Regione Confcommercio, in collaborazione col Comune di Tumiec, ha organizzato una giornata perché cacciare in lavoro in tal settore turistico. Il 30 di settembre in tal teatri di Tumiec, 20 albergos e qualche ristorante e bar de Tiarnie faranno colloquio per chiappassuint per stagione invernale 2025-2026. Assicirint per servizi di sale, bar, cucine, pulizie e manutenzioni, aree benessere e accoglienze. Le candidature sono arrivate dentro dal 22 di settembre l'anno sul sito della Regione in pagine dedicate. È stato approvato il progetto esecutivo per ristrutturazione dell'albergo Marconi in via Rome a Palucce, che si potrà fare grazie a 2 contributi della Regione, che stanziano una cifra totale di 2.290.674,75 euro. Il progetto alla recupererà la parte strutturale e porterà alla creazione di 6 nuovi appartamenti per turisti e a spazi polifunzionali. Il progetto definitivo, che è stato scelto tra diverse proposte da una commissione tecnica, ha previsto di lasciare come cahier la facciata delle strutture che adesso vi Rome e rende più moderne la parte da ur, con una facciata tutte in legno con serramenti scorrevoli. La Int con più di 60 anni ha lavorato fin tra mai al 12 di settembre per iscriversi alle attività Sore Nue organizzate dal Comune di Sudri. Attaccata a ottobre si potrà fare ginnastica dolce, un laboratorio musicale con chianti tiarniei e le tradizioni italiane e si potrà là in visita il 2 di ottobre a Gorizia e Nova Gorica, capitale europeana delle culture 2025. Per iscrizione si può stioli modo in tal Comune di Sudri o là sul sito del Comune. Tra carezze e letture, al tempo dei nativi digitali. È il titolo dell'incontro che si farà il 20 settembre das 10 a miesdì in te aule magne dall'ospedale di Tumiec, su iniziative dal reparto di pediatria. Per informazioni e iscrizioni che arrivare dentro dal 15 di settembre, contattate la biblioteca del Comune di Tumiec mandando un'email a biblioteca@comune.it. A Suning a Fiesce las campanes da Iglesia di San Giacomo a Chincente, Panascite di Celeste, figlie di Massimo Bertacco e Rodica Calugaro. A sport e tabain di Ballon, il Castello ha vinto la Coppa di terze categorie battendo il Ravascleit con risultato di 2-1. Il Ravascleit ha ripassato in vantaggio col gol di Stefano Marsilio al quarto minuto dal primo tempo, ma intanto al secondo tempo il Castello in tal giro di 6 minuti ha ribaltato il risultato, coi gol di Simone Coloselli e Andrea Picco. Il 16 di agosto invece si è giocata la finale di Coppa Carnia tra Chiavac e Cedarties. A regolato il Cedarties ha alzato la sua settima Coppa Carnia, cui gol dal classe 2006 Kevin Kerriu e da classe 2005 Christian Tomat. Dal Chiavac gol di Luca Micelli. 3 giorni di feste per il Cedarties che l'11 di Gevot è stata anche ospite in stadi di Udin, prime dall'inizio delle prime partite di Coppa Italia dall'Udinese.
E per finire gli appuntamenti. Venerdì 12 a 9 di sera a Sudrin all'ora di Sciormattie o sa scogliere esplovi in sale polifunzionale, Sutrio in passerella. In tale osservatorio dei Pous di Cognes di Giui, sabide a Snuf, il lato oscuro dell'universo, seminari col professor Alex Sarro, dall'Università di Trieste, Dipartimento di Fisiche. Domenica 14 a Svot si viodaran il ciel e las costellazioni. Sabide e domenica a Pesares, Orloi e Fasois. Sabide da 3 a 6 si scubiergin las bielecces di Chianal. Das 9 di sera si bale cui studio 8 party band. Domenica das 10 mertiat contadin agroalimentar e vendite di prodotti di Chianal. Das 10 a 4 scambio di sems. Chiosco sviers tutti il dì con degustazione di plats con fagiui, come i fagiui in umid e il gelato, grigliate di Chianal e pettes. Domenica 14 a Svotte Miege in tal domo di Sante Marie di Paluce, vicini ai 100 anni. Event musicale con l'organista Giuliano Banelli, diplomato col Maschin dai Votos in organo e composizione organistiche in tal 2006 al Conservatori Tomadini di Udin. In Dulac tal 2013 alla chiappata anche il diploma specialistic di secondo livello in organo, diventante maestri. E alle tutte anche per questa edizione dal nostro notiziari, io come sempre vi ringrazio per essere stati con noi e mi raccomando, non state a dismentere che te l'autobus al ben prima di tutto. Mandi mandi!